Professore, voglio chiederle questo, ne ha sollevato il direttore Barut, varie tipologie, ma anche l'architetto Cazzaro, varie tipologie di patologie, cioè ogni anziano è diverso da un altro, ognuno ha una propria problematica, dall'Alzheimer alla patologia fisica e così via. È ipotizzabile, sempre in proiezione, visto che voi state studiando, fate ricerca su questo, strutture differenziate a seconda del livello di gravità ma anche di tipo di patologia dell'anziano, perché una persona che è molto molto anziana ma non autosufficiente, ma con la testa c'è, star vicino magari a un malato di Alzheimer o che altre, insomma può essere anche imbarazzante, difficile da accettare, insomma strutture differenziate, è possibile ipotizzare la progettazione e avvicinarsi ai modelli di cui lei diceva in Europa, strutture anche pseudo-residenziali per persone che hanno comunque delle capacità. Cazzaro diceva bisogna avere una cultura, deve cambiare la cultura, sì, però andiamo verso una società sempre più anziana, quindi con pochi figli, pochi badanti familiari, per cui caregiver, chiamiamoli come vogliamo. Diciamo che intanto condivido le riflessioni che i colleghi hanno fatto e hanno aperto veramente tanti temi, cioè su questi temi potremmo veramente parlare per tantissimo tempo. Cioè il tema per esempio dell'interdisciplinarietà è un tema fondamentale su cui noi lavoriamo, cioè quando progettiamo una struttura sociosanitaria ospedaliera il mestiere del progettista è un po' il canto del cigno finale, cioè il progettista deve saper tradurre tutta una serie di istanze di carattere sanitario, di carattere sociale, di carattere economico, quindi deve ascoltare il personale infermieristico, il personale sanitario, gli utenti, gli amministratori, cioè è un processo molto lungo quello del progetto, cioè non è che uno si improvvisa e non ascolta quelle che sono le tecniche, le patologie, le modalità anche appunto operative, quindi è fondamentale appunto questo approccio di interdisciplinarietà. È stato toccato un tema importante legato appunto alla differenziazione, diciamo che le strutture comunque si organizzano diciamo per macro dipartimenti, però la logica, mi è piaciuta molto la riflessione del dottor Barut, cioè dice ogni paziente è un po' a sé e questo è vero, quindi diciamo la camera singola va sicuramente nella direzione di ridurre, soprattutto in questo periodo storico, ma ripeto la storia ci insegna che sono sempre esistite, le contaminazioni di infezioni batteriche o virali tra pazienti, questo è fondamentale. Ovviamente implica un modello di lavoro molto diverso. Questo non vuol dire non creare più gli spazi di socializzazione comunque nelle strutture sanitarie, perché sappiamo benissimo che le persone anziane hanno bisogno di socializzare. Però oggi che cosa ci viene incontro nel poter differenziare le camere? Cioè le patologie sono diverse, ma anche i livelli di malattia sono diversi. Ci viene incontro la tecnologia, tutta la parte del sistema di digitalizzazione in sanità, quindi noi abbiamo la sensoristica, la domotica che su situazioni particolarmente critiche ci può aiutare, banalmente un pavimento sensoriale che rileva la caduta, piuttosto che noi, quello su cui lei prima mi ha chiesto dove stiamo lavorando, noi stiamo facendo dell'evidence-based design in alcune strutture in cui sostanzialmente allestiamo delle camere o degli spazi di riabilitazione con materiali, illuminazione, sensoristica, domotica, colori e prendiamo due pazienti con la stessa patologia che hanno lo stesso livello di patologia che è misurabile e andiamo a vedere nel tempo come diciamo, lo stato, in questo caso cognitivo, comunque lo stato di salute del paziente nel tempo va ad andare, se migliora, rimane stabile o peggiora in una camera che ha determinate caratteristiche rispetto a camere appunto tradizionali e quindi non con tutti questi supporti. Quindi noi andiamo a vedere quanto appunto l'architettura possa influire positivamente sullo stato di salute della popolazione. L'ultima cosa che dico è che oggi ho camere singole, ma aggiungo una cosa, aggiungerei anche il fatto che
è vero che si pranza e si cena, diciamo, in soggiorni comuni, ma la pandemia praticamente è un anno che gli ospiti dell'RSA stanno, adesso forse un po' meno perché si sono vaccinati, ma sono stati per lunghi periodi confinati nelle proprie camere. Allora io penso che dentro queste camere si debbano prevedere requisiti alberghieri sempre più elevati, quindi diciamo molto autonomi, e uno degli errori più grandi che si fa, questo anche negli ospedali, lo cita anche sempre Renzo Piano nel suo progetto dell'ospedale, di mettere il tavolino dove si mangia contro al muro, no? E il momento più bello per un degente è il pranzo, e di solito tu pranzi su un tavolino contro il muro. Allora prevedere delle piccole serre, diciamo dei piccoli salottini all'interno del quale poter pranzare, poter scambiare due chiacchiere anche con chi ti viene a visitare, o se hai un compagno di camera, se è nelle condizioni di farlo, questo sicuramente migliora il livello alberghiero. Io dico sempre, tu andresti mai in un albergo dove ti propongono di andare in una camera in cui in questa camera è occupata già da un'altra persona? Nessuno di noi si sognerebbe mai di fare questo tipo di azione, e quindi ecco perché spingo molto sulla camera singola. Non è solo un discorso legato alle infezioni, ma è legato anche proprio ai livelli qualitativi. Questo non toglie avere spazi però di condivisione e anche spazi terapeutici, appunto cosiddetti occupazionali, per questi tipi di utenze che hanno appunto differenze e esigenze di quadro diverso. Chiaro, grazie Sì. professore. Ha fatto un bellissimo esempio, andare in una camera d'albergo dove c'è qualcun altro, sacrosanto, immaginarci di viverci per tanto tempo. Chiedo a lei, architetto, ha citato il professore tecnologia di supporto, architettura, quanto agisce sullo stato di salute. Qui ci sono studi molto approfonditi. Lei stesso ha interpellato una psicologa dell'Università di Parigi per fare delle ricerche su questo, e perché non portarle? Citava un pavimento che magari può darsi, portarle nelle Sì, il fatto strutture. Sì, allora, il professore citava sono dei giocattoli con cui stiamo lavorando, per cui sensori, domotica, per rilevare un certo tipo di situazione, per cui mandare informazioni a chi ha la gestione, per cui è collegato sempre in tablet, eccetera, e questo va bene. Quello che parlavamo invece dell'aspetto sensoriale, se vogliamo, per cui il contenitore che trattiene il contenuto, che il nostro ospite abbia delle caratteristiche tali per cui mette in condizione, quelli sono gli studi che abbiamo visto con lei parecchie volte su altre cose, sull'abitazione normale, va portata con molta più sensibilità, e come si cerca di fare, su quelli che sono gli spazi, come diceva anche il professore all'inizio, con degli fruitori che sono deboli, e per cui più sensibili a questo tipo di cosa, per cui il rapporto col verde, che su questo abbiamo macinato parecchio, la luce, l'aria, i colori, cioè tutti quegli stimoli che il corpo percepisce e che ovviamente su un momento, diciamo, di età molto avanzata possono diventare fondamentali. Di conseguenza è assolutamente vero il discorso del tavolino e quant'altro, per scusate, torno sempre a bomba perché il mio lavoro è anche quello di fortuna, cioè se io ho bisogno di 8.000 metri quadrati per fare 120 letti su 60 camere, me ne servono 15.000 per farne, per cui la mia struttura invece che 10 milioni me ne costa 18, per cui la mia, avete capito, il tema è questo. Rabbrividisce il direttore, dice quando devo ricostruire. Allora, io e te ne facciamo, se fai quella nuova, io non la faccio per te, però ci confrontiamo, mi sei molto divertente. Il tema è questo, ho detto prima che l'ospedale lo fa il pubblico coi skate nessuno, scusate, no. Quando invece una società privata deve partire, mette di budget molto chiari, per cui il giocattolino non deve superare i 10-12 milioni per il terreno, e se no l'ammortamento non copre, servono delle visioni completamente diverse che oggi come oggi non sono sul tavolo, inutile che facciamo fantasie. No, è vero che dal punto di vista economico è molto difficile. Però, sostenibilità economica. Sì, lì bisogna veramente giunglare con i numeri e non è facile, soprattutto poi in questo momento. Però torniamo all'inizio, torniamo al fatto che sono delle persone anziane, magari anche malate, che devono vivere in queste strutture, passare giornate intere magari anche a letto. Potremmo essere noi, quindi, insomma. potremmo essere noi. Quindi la domanda che io faccio spesso, no, quando si parla di progetti, queste cose qua, ma te andresti in queste strutture come l'hai progettato? E tanti dicono no. E tanti dicono di no.
Allora vuol dire, vero, noi ci dobbiamo preparare per il nostro futuro. Il nostro futuro c'è il rischio che veramente sia con un'elevata percentuale anche in strutture per anziani, in residenze per anziani. Quindi dobbiamo noi adesso cercare di fare in modo che le strutture dove magari un giorno andremo siano quelle adeguate per gli standard che noi vogliamo, da lì la camera singola. Ma io direi anche un'altra cosa: quando noi abbiamo progettato la struttura, quindi ormai 30 anni fa, non avevamo esperienze delle strutture sanitarie e non c'era comunque grande esperienza in giro, no? Quindi l'abbiamo fatto pensando... Anche le case stesse di 30 anni fa. Anche le case stesse, quindi l'abbiamo fatto, devo dire, con buon senso e anche con la nostra esperienza. Io provengo dal settore alberghiere, quindi abbiamo cercato di fare una struttura veramente piacevole per l'utente, quindi con delle grandi vetrate, dei grandi spazi, e devo dire che le nostre camere doppie, praticamente il 90%, hanno i letti che guardano verso la finestra, non verso il muro. Quindi l'anziano che è a letto, che riposa o comunque che deve passare anche tante ore, lui ha vista sul parco da una parte, ha visto sulle montagne dall'altra parte. Quindi è stato un criterio questo di scelta, di costruzione, di progettazione, ambientato veramente sul benessere dell'anziano che è all'interno della struttura. Allora, è vero che oggi magari questa è una cosa che potrebbe comunque rimanere, perché mettere il letto in un senso o nell'altro non ha un costo aggiunto, basta pensarci. Però effettivamente una camera singola deve avere delle misure che vanno ben altro gli standard dei criteri regionali, che tra l'altro in Veneto è di un certo tipo, ma come ogni regione ha i suoi standard, ha le sue normative, cambia da una regione all'altra. Quindi questo pone sicuramente ancora più difficoltà nella progettazione quando ci sia questa interregionalità. Poi anche una cosa in merito effettivamente a quello che noi vediamo all'estero. All'estero sicuramente hanno dei bei progetti, che sia in Francia, in Germania, ma anche nel nord Europa. No? Ma non dobbiamo pensare che questi progetti li possiamo prendere e portarli in Italia, nella sua regione, e vanno bene così. No. Bisogna comunque tener conto del tessuto sociale che c'è, di quello che è l'ambiente di vita, di quello che sono poi le abitudini della gente che vive in una regione. Quindi andiamo a prendere le idee e noi le riportiamo con le tecnologie e con il modo di vivere che abbiamo in nostra regione. Questo per me è fondamentale. Però non dobbiamo avere paura anche di andare a vedere fuori e di prendere le idee buone che ci sono e non cercarle solo sotto la nostra porta, che magari non le troviamo. Assolutamente. Professore, cosa dice da questo punto di vista? Tener conto anche delle abitudini delle persone, peraltro anche in Italia sono abitudini diverse, molto diverse, parliamo in Europa. Aspetti, professore, che non la sento più, professore, non la sento più. Sì, mi scusi, no, dico, è correttissimo questo ragionamento, ripeto, lo dicevo anche prima, appunto l'architettura, lo spazio interpreta anche i modelli sociali. Noi abbiamo abitudini, diciamo, molto diverse anche nei confronti appunto di come viene gestito l'anziano, cioè noi diciamo soprattutto l'Italia è un po' una macchia di leopardo, ma molte regioni italiane le RSA quasi non esistono, vengono utilizzate molto poco, proprio perché ci sono dei modelli sociali molto differenti, cioè si tende a tenere l'anziano appunto anche in casa, anche quando non è più autosufficiente. Questo sta un po' cambiando ovviamente appunto nel modello sociale. Se andiamo nel nord Europa, ma banalmente andiamo in Svizzera, quando una persona va in pensione si trasferisce di default all'interno di queste, chiamiamole residenze appunto protette, dove c'è socialità, dove ci sono tutta una serie di servizi, si sentono più protetti, quindi è proprio anche un modello culturale che è molto diverso. Però dico anche una cosa, concordo sul fatto della gestione delle RSA, su cui secondo me occorre porre chiarezza, perché in effetti gli ospedali sostanzialmente fanno parte della sanità delle regioni, le strutture sociosanitarie, le strutture appunto come le RSA invece hanno un modello gestionale fortemente, diciamo, confuso, basato sui meccanismi che diceva giustamente prima l'architetto Cazzaro. Questo pone ovviamente delle grosse differenze e bisognerà prendere una scelta sulle RSA, se inserire all'interno appunto dei sistemi sanitari regionali e dei sistemi sanitari nazionali, perché questo fa
una grossa differenza. Da un punto di vista delle nuove RSA io dico solo l'ultima cosa, che comunque è molto importante che non solo il modello strutturale, appunto fortemente innovativo, ma è molto anche importante capire le strategie localizzative di queste RSA, perché purtroppo tendiamo molto spesso, ma questo anche cito sempre gli ospedali perché è un po', diciamo, una complessità analoga, no? Però di non sempre collocare queste residenze nel territorio e nel posto giusto, perché si tende sempre un po' a isolarle dal contesto urbano. In realtà noi dobbiamo riproporre un po' il contesto dove queste persone hanno trascorso la maggior parte della loro vita, quindi l'ambiente domestico, ma anche riconfigurare un po' l'ambiente appunto del luogo antropizzato, urbanizzato, quindi il riferimento banalmente della piazza, il riferimento dei negozi, il riferimento della chiesa, vanno appunto riportate questa domesticità anche all'interno delle nostre strutture, sia internamente ma anche nel panorama localizzativo appunto territoriale. Certo. Professore, la ringrazio tantissimo, siamo giunti al termine. Volete fare una battuta di chiusura? Ma direi che io non vorrei aver dato un taglio troppo economico alla cosa, serve no, ma è chiaro anche bisogna dire anche quello. Poi lei sa che noi ci muoviamo con una certa etica sulle cose, per cui là serve un grande, diciamo, supporto personale di un gruppo di lavoro, ma soprattutto una mente, una testa che faccia girare l'orchestra, cioè il professore deve essere uno, gli strumenti sono tanti, ma per fare una buona musica serve un'idea chiara e una squadra che giri, di conseguenza questa è ovviamente l'unica cosa che mi sa di dire, dobbiamo renderci conto che non sono dei pacchi che mettiamo là, siamo noi. Sì, assolutamente. E effettivamente poi nella progettazione secondo me appunto bisogna aprirsi, no? Aprirsi in tutti i sensi, no? Con gli altri colleghi. Perché il fatto che ci sia il professore, cioè aggiornarsi, aprirsi anche con persone che hanno competenze, che studiano certo, ognuno porta le sue competenze e in questo caso sì, abbiamo la possibilità di allora fare delle cose concrete molto interessanti. E poi ovviamente si parla della RSA, ma c'è tutta una gamma di strutture che andrebbero fatte prima delle strutture delle RSA, di modo di poter dare una garanzia di continuità anche ai nostri anziani. Assolutamente. Allora io vi ringrazio di essere stati qui con noi e di aver supportato questo che è un approfondimento molto interessante. Professore, la ringrazio tantissimo di averci dedicato del tempo, averci dato anche delle occasioni di riflessione, di approfondimento fondamentali, e qui nasce sempre l'importanza della collaborazione tra gli istituti universitari di studio e di ricerca con le aziende del territorio, qualsivoglia queste possano essere, in modo che ci possa essere un'interazione e una crescita, perché non tutte le aziende possono naturalmente fare ricerca all'interno, possono avere diciamo dei momenti anche di sviluppo, di programmaticità. Grazie a tutti quanti voi, a voi telespettatori naturalmente. Buon proseguimento, buona serata, la puntata come sempre la potete ritrovare sul nostro rinnovato sito internet. Grazie ancora.